Si è chiusa con la richiesta di rinvio a giudizio per 42 persone l'inchiesta della Procura di Padova sulle mazzette in obitorio. I fatti risalgono al 2014-2015 e riguardano gli addetti alla vestizione e alla conservazione delle salme dell'ospedale di Padova. Secondo i PM, le imprese di pompe funebri li avrebbero pagati ogni volta dai 30 ai 40 euro in contanti per evitare di versare il ticket di 75 euro alle casse dell'ospedale, previsto dalla norma per le attività di cura del defunto prima della riconsegna del corpo ai familiari. Gli indagati sono accusati a vario titolo di corruzione, truffa e falso, ma durante il dibattimento davanti al GUP si è sentita anche la versione degli impresari di pompe funebri, che hanno parlato di un sistema corruttivo costruito dai dipendenti dell'ospedale, chiedendo che il reato di corruzione sia perciò derubricato a concussione per induzione. Alcuni degli imprenditori coinvolti si sono spinti fino a parlare di un vero e proprio ricatto da parte degli addetti dell'obitorio. Se non veniva pagata la mazzetta, i cadaveri venivano consegnati alle pompe funebri in pessime condizioni, dopo essere stati tenuti fuori dalle celle frigorifere anche per giorni. Sarà ora il giudice Domenica Gambardella a decidere se concedere o meno l'autorizzazione a procedere per i 15 dipendenti dell'azienda ospedaliera e i 27 imprenditori indagati il prossimo 13 dicembre.